amici per lì, ho poca voce, ma perché vedi, c'è pure qualcuno che sta peggio di me, non si vede. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, mi lasciate 570.000 like per il solo... Mamma mia. Allora, no, la tripletta di Osimhen. Io il primo tempo l'ho visto bene. Io adesso vi porto anche nello studio qua giù, velocemente, perché non c'è il che fare, non riesco ad andare live, quindi vi beccate questo video impromptu di commento immediato alla partita a caldo. Mi sono concesso di vedere il primo tempo a casa, poi dopo devi pigliare il pullman, per questa mascherina, il pullman così. E ho visto un primo tempo devastante. Si può dire Napoli devastante? Credo che il titolo possa essere Napoli devastante. Osimhen, quelle cosce lunghe. Crea il panico, ragazzi, mettiamoci d'accordo una volta e per tutte. Può avere delle stranezze tecniche, può fare delle cose, ma crea il panico. E le squadre avversarie. Il rigore? Non ho visto replay. Ho visto mezzo replay e il mio unico dubbio può essere quello, magari non era in area, perché mi devi dare il rigore. Io voglio il rigore, voglio che Osimhen, magari, lo diceva Guido Genti, vada sulla tripletta, si porta il pallone a casa e lascia spazio un po' a Simeone, per esempio. Ma va bene così. No, non va bene così. No, voglio il rigore. Sapete perché? Un'altra cosa, perché noi ci dobbiamo abituare, non ne tiriamo bene i rigori, ci dobbiamo abituare a tirare i rigori. E quindi se Osimhen fa il primo gol di coscia lunga, cross di Lorenzo, Kvara che taglia, perché poi su Kvara ci arriviamo. Kvara che taglia, quindi è assist di Kvara. Coscia lunga, non lo prendi, tutto storto e segna, è efficace. Si dice efficace, si dice Napoli cinico, perché poi sicuro, me lo scrivete nei commenti mi potete dire, io poi leggo tutto. Non riesco sempre a rispondere a tutti, ma leggo tutto. Il Sassuolo non meritava di perdere, si può dire, no? Penso che si possa dire. Perché hanno creato, noi effettivamente nel secondo tempo qualche sbavatura, c'è stato quel momento, ve l'avevo detto, che doveva accadere prima o poi, non dico di presunzione, ma di eccesso di confidenza. Mario Rui che fa il passo, il pallonetto a Meret, queste cose un po' strane, però il secondo gol di Osimhen e Kvara che se ne va dall'altra parte, e questi tagli continui che fa, è il panico generale. Se ne va dall'altra parte, sa che è bloccato, si avanza col pallone, gliela tira forte addosso, fa un bel movimento Osi a liberarsi della marcatura. Gol facile, non sono gol facili, gol facile di Osimhen. E poi Kvara fa uno dei gol più belli, cioè nel momento in cui parte il cross, non è un cross, è un lancio in profondità praticamente, è un taglio centrale di Mario Rui, bellissimo tra l'altro. Come lui mette a terra quel pallone è gol, immediatamente è gol, e ti dà quella sensazione, questo non sbaglia davanti alla porta. E come la prende, bellissimo, bellissimo. E si chiude sul 3-0. Nel secondo tempo è chiaro, mi pare chiaro, che il Napoli tiri un po' il remi in barca. Io vi devo dire la verità, un po' di apprensione per Anghissà, l'ho visto giocare, non aveva le infradito, non aveva le ciabatte, non aveva le pantofole, era a piedi nudi Anghissà. Mi sa che si è reso conto subito che non c'era bisogno lui in campo, che bastava la sua presenza, piano piano, quasi compassato, e avevo paura che poi si potesse farsi male, quindi probabilmente ha giocato anche un po' con freno tirato per questo. E poi un po' di paura quando lui ha preso la botta, quando lui stava così, quando Kvara ha preso la botta sul ginocchio, girandolo di sostituzioni. Mi potete dire più voi, perché il secondo tempo è stato un misto tra pullman, telefonino, l'arrivo qua, scusate sono un po' in ritardo, per esempio sto facendo il video, loro mi stanno aspettando, ma chi se ne... Ecco perché devono arrivare i like della mia community, che deve capire che io lo faccio per voi, per me, ma anche per voi, e non voglio lasciarvi a bocca asciutta quando il Napoli devasta, che il Napoli devasta. 4-0 secco, ciao. C'è stata pure un'espulsione, non l'ho vista, quella per esempio non l'ho vista, me la potete raccontare voi. Però voglio il rigore. Non posso non dirvi che voglio il rigore, perché arriverà il momento in cui il rigore sarà decisivo e ci sarà la partita bloccata e non mi dai il rigore. Vi prego,
quest'anno è troppo importante. Questa partita io la sentivo parecchio, un po' per il fatto che non potevo vederla a casa tranquillamente con i miei foglietti, ma il mezzo foglietto io me lo sono scritto. Kim arronza gli avversari. Laurienté che scappa di Lorenzo, forte sto ragazzo, veramente forte. Poi c'è il gol di Osimhen, c'è Mario Rui che prende quella traversa, ma quella traversa di Mario Rui, ma vogliamo parlarne un attimo? Avevo azzeccato che Mario Rui era titolare. Il pressing che parte da Zielinski al 10° minuto e tutta la squadra lo segue, avanza in pressing alto il Napoli e costringe all'errore il Sassuolo, molto molto bello. Pina fuori, il famoso Pinamonti, c'è stato Anghissà che ha perso un pallone, insomma così, poi c'è il gol di Osi, quell'altro. E poi un bel po' di parate di Meret, secondo me le dobbiamo mettere in conto. C'è stata questa partita, diciamo che il Napoli ha lasciato prendere un po' di fiducia a Meret, con diverse parate, alcuni interventi importanti. Ma l'avranno fatto apposta. Oramai noi facciamo apposta per far divertire anche un po' il nostro portiere, che ultimamente era inoperoso, mi sembra evidente. Quindi vedi Laurienté ancora, Anghissà a piedi nudi, l'ho scritto, il gol di Kvara, l'assist di Mario. Kim arronza Pinamonti, Mani, Osi, scompiglio. Ecco il rigore, me lo potete dare quel rigore? Perché Osimhen crea scompiglio. Datemi il rigore e vi porto un attimo con me, che poi ci sarebbe molto altro da dire, chiaro. I georgiani che vengono a seguire il loro Beniamì, ma devono dire forza Napoli, non devono dire forza Georgia. Vabbè, poi glielo insegniamo piano piano. Aspetta. There we go. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ci aggiorniamo più presto perché poi non c'è tempo da perdere. Forza Napoli sempre.